Una domandina facile facile. Qual è la distanza più breve tra i due punti? Una retta! Una retta? A Stoccolma forse? Forse pure a Milano? Forse così si usa persino per quanto a Siracusa? A Cinisi invece la distanza più breve tra i due punti sono 3 curve. 1, 2 e 3. Curve bellissime, formosissime, curve eccezionali. E lo sapete come successe questo miracolo della geometria? Io dico che lo sanno. E tu sempre malizioso sei. Invece il signor sindaco meschino, questa autostrada che si intorcinia, si gira, si vota e si firria, ci pareva più graziosa. Lo fece perché i poveri automobilisti si divertissero, perché non ci venisse un corpo di sonno. Signor sindaco, è vero quello che abbiamo detto fino ad ora? È vero, signor sindaco? Ah, signor sindaco, è vero? Il fatto è che questo pezzo di giardino appartiene a certi amici degli amici, degli amici, degli amici. Questo qui, per esempio, è l'onorevole Pantofo, uomo di panza e presenza. Quest'altro è Don Cesare Manzella, buonanima che fece un gran botto con la sua Giulietta. Quest'altro invece è mio padre, Don Luigi Impastato. Quest'altro invece è Don Saro, cugino di un altro più importantissimo, che si chiama Tano. Tano Seduto, governatore eccellentissimo della colonia di Cinisi. Impastato. Qua sono. Ora smontate tutto. Noi non togliamo niente. Ora togliete tutto, togliete tutte queste cartelle e ve ne tornate subito a casa. La nostra Costituzione sancisce la libertà di parola. Ma quale libertà di parola? Allora fammi vedere l'autorizzazione di occupazione del suolo pubblico. Questa è riappropriazione di suolo pubblico. Ma quale riappropriazione? Ti pare che solo a te fumano i coglioni? E ora votini, subito. Ehi,